Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Il dramma dei migranti a Porto Empedocle è il momento del dolore e del raccoglimento per l'ennesimo viaggio della speranza conclusosi in tragedia. Sono arrivate stamattina le salme dei 23 morti del naufragio di pochi giorni fa al largo di Lampedusa, tra questi una bimba somala di 11 mesi. Migliaia di persone in strada per celebrare la fede e la passione verso Maria Assunta. La processione della Vara a Messina ha rinnovato un appuntamento che si ripete da 500 anni. Anche a Randazzo nel Catanese una Vara in corteo. Il lungo weekend di Ferragosto fa segnare la presenza di tanti turisti in Sicilia, ma è tornata anche la pioggia nel Catanese. Bombe d'acqua hanno colpito alcuni paesi pedemontani, mentre l'Etna continua la sua eruzione in alta quota. Momenti di terrore per centinaia di persone nel litorale di Marsala. Una maxi rissa finisce a coltellate, 3 feriti. Lotta alla crisi idrica. Dopo quello di Porto Empedocle entra in funzione anche il dissalatore di Gela. Il governatore Schifani dice a regime l'impianto avrà una produzione d'acqua fino a circa 100 litri al secondo. Calcio, stasera si alza il sipario sulla stagione del Palermo, rosanero impegnati in Coppa Italia sul campo della Cremonese. Il tecnico Inzaghi adesso si fa sul serio. Gran seguito di tifosi domani a Crotone per il Catania che esordisce in Coppa Italia. Corbari promette il massimo impegno per raggiungere gli obiettivi stagionali. Come avete sentito dai titoli, a Porto Empedocle sono arrivate le bare dei 23 morti nel naufragio avvenuto pochi giorni fa al largo di Lampedusa. Ad aprire lo squarcio di dolore una piccola bara bianca davanti a tutte, con all'interno il corpicino di una bimba somala di 11 mesi, morta insieme al padre. Tonino De Mana. Una bara bianca davanti ad altri 3 feretri allineati sul molo. Dentro il corpicino della bimba somala di 11 mesi morta insieme al padre nel naufragio di mercoledì scorso a largo di Lampedusa. A Porto Empedocle di buon mattino è il momento del dolore e del raccoglimento per l'ennesimo viaggio della speranza concluso in tragedia. Da un lato le bare, dall'altro il dramma dei sopravvissuti, migranti scampati alla morte e costretti a riconoscere i corpi dei familiari che non ce l'hanno fatta. Tra queste, la drammatica storia di una donna somala viaggiava con una neonata che adesso è dentro quella cassa bianca. Quando la carretta ha iniziato ad imbarcare acqua alla piccola, le è scivolata dalle braccia. Anche il marito, che non sapeva nuotare, lo aveva visto finire in mare e perdersi tra le onde. Quando i poliziotti le hanno iniziato a mostrare le foto delle 23 vittime del doppio naufragio di mercoledì, la donna ha avuto un mancamento. Sotto shock anche un uomo, anche lui somalo, che tra quelle foto ha ritrovato il volto del fratello. Non è ancora chiaro quante siano le persone disperse. In totale sui 2 barconi partiti entrambi dalla Libia sembra vi fossero tra 100 e 110 persone. La procura di Agrigento, che sta indagando per naufragio colposo a carico di ignoti, ha già dato il via libera al seppellimento. Padre e figlia somali riposeranno nel cimitero di Canicattì. È giallo sul ferimento di un uomo di 64 anni, Antonino Randazzo, colpito al volto e a un braccio. Inizialmente si pensava a colpi di arma da fuoco, ma l'attacco avrebbe escluso questa modalità. Non ci sono frammenti metallici come emerso dagli esami, né fratture né emorragie interne, quindi sono ferite lacero-contuse, dicono i medici dell'ospedale civico di Palermo. Prima di perdere i sensi sarebbe stato lo stesso paziente a riferire ai soccorsitori di essere stato ferito a colpi d'arma da fuoco. Gli investigatori stanno lavorando sulla dinamica e sul movente dell'aggressione. L'uomo, anche in ospedale, ha continuato a confermare che contro di lui sarebbero stati esplosi colpi di pistola. Potrebbe trattarsi di un segno di avvertimento dopo il pestaggio, o l'aggressore potrebbe avere mancato la vittima. Sulla vicenda sta indagando la polizia. E a Siracusa la polizia ha effettuato un fermo nei confronti di un 31enne di Priolo Gargallo con l'accusa di tentato omicidio. Secondo gli agenti l'uomo, per cause ancora da accertare, ha accoltellato un autista di un autobus di linea. La vittima ha riportato una prognosi di 15 giorni per una ferita alla gamba sinistra. Gli agenti hanno trovato un grosso coltello da cucina utilizzato dall'aggressore. Ma cambiamo completamente argomento. Migliaia di persone in strada per celebrare la fede e la passione verso Maria Assunta. A Messina ieri è stato il giorno della Vara. Francesco Triolo. Una storia di fede da oltre 500 anni, migliaia di messinesi e non solo in strada, una devozione che valica i confini dello stretto. La Vara di Messina è stata come ogni anno una festa di popolo che unisce tutta la città. La partenza da piazza Castronovo, migliaia di persone a tirare il cippo della Vara a mano con le corde che quest'anno erano lunghe 125 metri. La fatica tra 2 ali di folla, la Vara
allestita con i nuovi abiti per gli angeli sistemati attorno alla Madonna, diverse le fermate, la più significativa quella di fronte alla prefettura per l'omaggio floreale della prefetta, quindi quella sul viale Boccetta proprio di fronte alla Madonnina del Porto, a cui ci si è rivolti con una preghiera. Una vara piena di significato, quella di quest'anno, le corde tese al cielo e il cuore che batteva per Sara Campanella. Padre Antonello Angemi, il cappellano della vara, l'ha ricordata facendo correre un brivido, dicendo no ad ogni violenza. Via Garibaldi è la strada in cui hanno perso la vita anche Lorena Mangano e Gabriele Cavò, appena qualche settimana fa. Il momento della girata su via 1° Settembre è quello più emozionante. Qualche problema quest'anno c'è stato per via delle corde che si sono intrecciate per un attimo, ma poi è stato il solito spettacolo di cuori, di forza, di fede. L'ingresso a Piazza Duomo dopo le 21:30 e la benedizione dell'arcivescovo Giovanni Accolla. La vara, ha detto, è l'espressione di una fede semplice, di gente semplice, dove non c'è alcuna divisione di classe sociale, ma una sola, quella di Maria. E poi un messaggio di pace per il mondo e nelle famiglie, per gli anziani e per chi è solo. E anche a Randazzo, nel Catanese, c'è in processione una vara. Le immagini dell'Assunta, quelle che vediamo, a rinnovare la tradizione locale descritta dallo scrittore Federico De Roberto. La vara randazzese è una macchina devozionale alta 18 metri che attraversa lentamente le vie del centro storico tra due ali di folla. Ispirata alla tradizione bizantina, raffigura il transito, l'assunzione e l'incoronazione della Vergine Maria con scene in movimento. L'attuale struttura è stata realizzata fino all'Ottocento ed è trainata a mano da centinaia di devoti. A dare vita alla rappresentazione 25 interpreti in costume. Il lungo weekend di Ferragosto fa segnare la presenza di tanti turisti in Sicilia, ma è tornata anche la pioggia. Nel Catanese bombe d'acqua hanno colpito alcuni paesi pedemontani, mentre l'Etna continua la sua eruzione in alta quota. Prima la granita, bene. A mangiare l'arancino. E la granita? Dopo. La mattina la granita e a pranzo un bel arancino al ragù. Granita o arancino? Il quesito divide le opinioni dei turisti che affollano il centro storico. Una cosa è certa e su questo non si discute. Per Ferragosto a Catania è boom di presenze e poco importa se il sole picchia. La voglia di scoprire le bellezze della città è talmente forte che supera ogni cosa. Così un ventaglio può diventare un fedele alleato. Vietnea è il cuore pulsante, è qui che si concentrano la maggior parte dei visitatori, che poi si dividono tra negozi, molti in cerca di refrigerio e quindi di aria condizionata, ma anche nelle traverse, dove non mancano le bancarelle che vendono di tutto, dai profumi ai souvenir, dalle collane alle conserve e al miele. Con il nostro lavoro lavoriamo sempre nel periodo festivo. Ma vengono più qui catanesi o turisti? Turisti cercano sempre le cose uniche, fatte realmente a mano e che ricordano gli odori, i sapori e le cose belle di questa terra. Per chi vuole immergersi nella storia, c'è l'anfiteatro romano visitato ed immortalato. E adesso una passeggiata per i monumenti e per la città. Si cammina e si sbaltisce. Abbiamo mangiato bene, poi il centro storico di Catania offre tanto. Ieri sera abbiamo mangiato tanto, sì, passeggiamo. E poi c'è chi approfitta per l'immancabile Tintarella, sdraiandosi in una panchina di piazza Sesicoro, o chi ha già effettuato un bagno rinfrescante. Siamo stati alla playa, bellissima, acqua pulitissima, bellissima. Altri invece affollano il solarium di Ognina, del resto non c'è Ferragosto senza mare, almeno a Catania. Come si diceva, a caratterizzare questo lungo weekend di Ferragosto c'è anche il tempo instabile. Già ieri il sole del mattino ha lasciato spazio a nuvole e a qualche temporale, soprattutto nel Catanese e nel Ragusano. Oggi allerta gialla in alcune zone dell'isola. Ci dice tutto Emanuela Corsi. Ferragosto bagnato in Sicilia, dove nelle prime ore del pomeriggio alcuni acquazzoni si sono abbattuti in diverse località del versante ionico e del Ragusano. Queste sono le immagini del centro di Adrano, nel Catanese, dove un violento temporale ha trasformato le strade in fiumi in piena. Le piogge hanno anche interessato il territorio di Biancavilla e Scordia. Piogge anche sull'Etna, una delle mete preferite di questo Ferragosto, dove il sole ha lasciato spazio alle nuvole nel primo pomeriggio. Nuvole ma senza fenomeni temporaleschi invece in diversi comuni del litorale
dell'Etneo. Secondo gli esperti, un passaggio di aria instabile determinerà nelle prossime ore rovesci e temporali anche sui settori tirrenici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede precipitazioni sparse a prevalente carattere temporalesco con allerta gialla su gran parte della Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento domani. E sull'Etna continua l'attività effusiva in alta quota in direzione sud. Il fronte più avanzato si attesta a quota 2770 metri. Luca Ciliberti. Lo spettacolo dell'Etna richiama turisti e curiosi in alta quota. La nuova colata lavica tra cratere Bocca Nuova e il cratere di Sud-Est, una quota stimata di circa 3.000 metri sul livello del mare che si è aperta lungo l'allineamento delineato dalle bocche eruttive, hanno dato vita a una nuova attività effusiva, la stessa che si è verificata tra febbraio-marzo e poi lo scorso 10 agosto. Come si vede dalle riprese con il drone del vulcano realizzate a funivie dell'Etna, il flusso lavico è costantemente alimentato e dalle analisi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania non sono state registrate emissioni né di cenere né variazioni sismiche significative. Un'eruzione turistica dunque, uno show della natura da godere anche in alta quota ma necessariamente in sicurezza, accompagnati da guide esperte. Il campo di fratture è migrato dai 3.000 metri verso i 2.900 metri, che è la quota dove ci troviamo. Tutta quest'area, come si vede, è stata scompaginata dalle fratture. Un Ferragosto unico dunque per tanti che, approfittando della propria presenza in Sicilia, hanno deciso di concedersi un'escursione unica sul vulcano più alto d'Europa, come testimoniano le immagini riprese dal piazzale della funivia. Nel litorale sud di Marsala una maxi rissa in spiaggia finisce a coltellate tra i feriti. Marco Carli. Maxi rissa la notte di Ferragosto a Marsala sulla spiaggia di Sbocco. Il bilancio di 3 feriti accoltellati, qualcuno prende dei bastoni, poi sono venuti fuori anche i coltelli. Un'animata discussione con schiaffi e pugni, lo vediamo in queste immagini. È stata una serata di autentico terrore, quella vissuta da centinaia di persone che erano al mare nel litorale sud di Marsala e che si sono trovate in mezzo a una violenta lite fra un gruppo di persone del luogo e pare un gruppo di stranieri tunisini, secondo alcuni testimoni. Minuti concitati, un'auto col suo occupante su cui qualcuno si è accanito, una persona insanguinata che fugge, una vettura spinta contro un cancello. Sul posto sono arrivati poliziotti, carabinieri e 3 ambulanze che hanno soccorso i 3 feriti. Le loro condizioni non sarebbero gravi, la rissa potrebbe essere esplosa per vecchie ruggini fra i 2 gruppi che potrebbero essere gli stessi che avevano creato disordini la notte di San Lorenzo sulla stessa spiaggia. A Sant'Alessio Siculo, nel Messinese, un bagnino di 23 anni è andato in escandescenza ferendo diverse persone con calci e pugni. A farne le spese sono stati un uomo in sella al suo scooter che è poi caduto a terra e altre persone, una delle quali, conoscendolo, ha provato a calmarlo fin quando il ragazzo non è entrato all'interno di una pescheria e ha afferrato un grosso coltello, raggiungendo poi la statale 114. Lì un operatore ecologico è finalmente riuscito a disarmarlo. Subito dopo è giunta una pattuglia della polizia locale che lo ha bloccato. E ci spostiamo a Gela perché dopo Porto Empedocle entra in funzione anche a Gela il dissalatore con 50 litri d'acqua al secondo a vantaggio della fascia costiera e con beneficio del Nisseno e dell'Agrigentino. A regime si arriverà a circa 100 litri al secondo, dice il presidente della regione Schifani, che aggiunge: proseguiremo nel compimento degli interventi infrastrutturali da completare e accelerare. Gela Italia. Dopo Porto Empedocle parte anche il dissalatore di Gela. Il nuovo impianto è entrato in funzione nella serata di ieri e il secondo in pochi giorni dopo quello dell'Agrigentino. L'impianto, presidiato giorno e notte, ha ricevuto rapidamente il via libera dell'ASP di Caltanissetta. Da subito l'acqua dissalata viene miscelata con quella dell'invaso del Ragoleto e immessa nella rete di Siciliacque, una rete interconnessa progettata anni fa che permette di portare il beneficio oltre Gela. Tutta la fascia costiera del Nisseno e dell'Agrigentino avrà più disponibilità idrica. Si parte con 50 litri al secondo, destinati a raddoppiare nei prossimi giorni. Non è la soluzione definitiva, ma un tassello importante del piano regionale. Il programma prevede anche il recupero di pozzi e sorgenti, la riparazione delle condotte, l'efficientamento degli invasi e una gestione più rapida e coordinata dei servizi idrici. Obiettivo: ridurre l'emergenza nel breve periodo e stabilizzare la fornitura. Restano i grandi cantieri infrastrutturali da completare e accelerare. Intanto a Gela, da oggi, l'acqua del dissalatore comincia a scorrere nei rubinetti.
Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo per vedere le immagini di un murale a Siracusa su un'opera di Antonello da Messina e anche le immagini del teatro ad Agrigento con lo spettacolo Il Pomo della Discordia. L'annunciazione di Antonello da Messina riprodotta sulla parete di un palazzo di Viale Cadorna a Siracusa è il murale realizzato da un famoso street artist che sta attirando l'attenzione di siracusani e turisti. Francesco Aloi. Quando l'arte arriva ovunque, anche in strada. È così, mentre sei in giro, ecco che può saltare all'occhio un murale come questo. L'Annunciazione di Antonello da Messina, riprodotta da lui. Il discorso è quello proprio di portare l'arte alle persone della strada, alla persona qualunque. Riconnettere e creare dei ponti con le istituzioni museali è fondamentale per far ritornare l'amore per il patrimonio artistico-culturale. Appena qualche giorno di lavoro per trasformare la parete anonima di un palazzo in un quadro urbano. Siamo nel cuore di Siracusa, a 2 passi dal santuario della Madonna delle Lacrime. La tecnica è quella dello spray. Lo spray, io vengo da anni di graffiti writing negli anni 90 e poi studio all'Accademia di Belle Arti di Brera, ma è una tecnica che non ho mai abbandonato e questo mi ha permesso di sperimentarla attraverso queste grandi opere d'arte classica. E questo non è il primo e non sarà l'ultimo murale realizzato in città, sempre con i fondi della tassa di soggiorno. Vorremmo continuare con il nostro meraviglioso Martirio di Santa Lucia di Mario Minniti e ho già parlato con l'artista perché potremmo continuare, perché ho scoperto che lui fa pure le statue, mi piacerebbe moltissimo la Venere Landolini. Negli ultimi anni stanno nascendo sempre più murales, dai luoghi più periferici a quelli più centrali, non solo a Siracusa, perché anche questa è cultura. Ad Agrigento si è chiusa al Teatro dell'Efebo la rassegna del teatro classico con Il Pomo della Discordia. In scena la leggenda delle 3 dee all'origine della guerra di Troia, riletta con ironia e linguaggio moderno dalla regia di Nicola Alberto Orofino. Davide Sardo. Con una rilettura brillante e sorprendentemente attuale di uno dei miti più celebri dell'antichità, si è chiusa al Teatro dell'Efebo di Agrigento la rassegna al teatro classico. Il Pomo della Discordia, prodotto dall'associazione Madè con Accura Teatro e diretto da Nicola Alberto Orofino, racconta la contesa tra le 3 dee che, secondo la leggenda, scatenò la guerra di Troia. 3 figure simbolo di potenza, bellezza e autorità, proposte con ironia, linguaggio moderno e un taglio psicologico che attualizza il mito. L'idea nasce proprio da questo, da voler raccontare come dalla guerra di Troia siano nate tutte le guerre e quanto siamo figli purtroppo della guerra. Chiaramente la penna straordinaria di Luana è riuscita a rendere questo molto vicino all'essere umano e quindi a toccare tanti aspetti della fragilità. Sul palco anche Barbara Gallo, Laura Giordano e Luana Rondinelli. L'evento fa parte del progetto Il Mondo Salvato dalle Ragazzine, inserito nei progetti speciali 2025 Teatro del Ministero della Cultura. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo e parliamo di calcio. Esordio stagionale stasera per il Palermo che alle 21:15 giocherà in Coppa Italia fuori casa contro la Cremonese. Inzaghi: sono molto felice ma non abbiamo ancora fatto nulla. Marco Gulla. Vacanze finite, da oggi si fa sul serio. Il Palermo questa sera allo Zini contro la Cremonese proverà a passare il turno in Coppa Italia, seppur di fronte ci sia un avversario che fra una settimana esordirà in Serie A. Sfida difficile ma non impossibile, soprattutto per una squadra costruita per vincere. Alle 21:15 il primo ballo del nuovo Palermo. Dal primo giorno che il Palermo mi ha chiamato, ho scelto Palermo.
Per me è sempre stata un'emozione grandissima, so che c'è tante aspettative nei miei confronti, anche insomma ringrazio la gente perché anche l'altra sera è stato qualcosa di meraviglioso, perché mi sembra di aver sempre allenato il Palermo e di aver regalato tantissime gioie a questi tifosi e invece non ho ancora fatto nulla. Ma dal nulla Inzaghi vuole creare un gruppo unito e vincente e allora la sfida di stasera contro i grigiorossi sarà anche un test in vista dell'esordio in campionato della prossima settimana contro la Reggiana al Barbera. Alcune assenze in casa rosanero, out Gomis di Francesco Magnani e Gomez, in porta esordio per Bardi, ma il Palermo è alla ricerca di un altro portiere. In avanti Leduaron potrebbe essere preferito a Brunori, poi Palumbo a supporto di Poyampalo. A difendere la porta della Cremonese l'ex Audero, in avanti Vasquez e De Luca. Domani, prima uscita ufficiale del Catania a Crotone, il turno d'esordio di Coppa Italia sarà anche un test importante per verificare le qualità del gruppo etneo. Marco Carli. L'avvio ufficiale della stagione parte da un dato significativo: i 600 tifosi che sosterranno il Catania allo stadio Scila di Crotone per il primo turno di Coppa Italia. Contro i calabresi, sfida fra due squadre dal blasone elevato che vogliono, soprattutto i rossoazzurri, essere protagoniste. Un test che darà la possibilità a Toscano di verificare ulteriormente il gruppo per un match che si ripete a distanza di 12 mesi. L'anno scorso partita al Massimino con gli etnei che ebbero la meglio sui pitagorici e i rigori. In questa occasione chi passa il turno dopo regolamentari ed eventuali penalty se la vedrà in casa con la vincente di Foggia Siracusa. L'allenatore del Catania dovrebbe non discostarsi molto dall'11 visto nel primo tempo del match con il Valletta, già al centro del gioco Corbari. Non ho mai mollato, neanche nelle categorie più basse, ho sempre creduto di potercela fare, di poterci arrivare a poter giocare in una piazza davanti a tantissima gente, quindi il mio motto è non mollare mai, ecco. In vista del campionato va inserito da Ausilio che orbiterà nel ruolo di trequartista alle spalle della punta. Sul mercato restano da piazzare gli esuberi che sono ancora in numero cospicuo per fare spazio ai nuovi acquisti che saranno una punta e un centrocampista. In attesa degli ultimi colpi, Corbari promette impegno massimo. Abbiamo un obiettivo che è molto chiaro in testa a tutti noi, sia all'interno della squadra, dello staff, della società, magazzinieri, tutti i ragazzi che ci sono qua allo stadio, e siamo consapevoli delle nostre potenzialità e quindi daremo il 110% per poter realizzare. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, l'informazione torna più tardi, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.